Ciao Lole! Ciao, ciao Lucio. Beh, è stranissimo per me. Intanto saluto gli amici della pagina del Baseball Soccer Club Rovigo che ci vedranno in questo video, non in diretta, ma insomma è la prima volta che però mi trovo con il mio grande amico Lorenzo Zago, detto Lole, a parlare con lui di una cosa che di solito riguarda me e invece adesso riguarda lui. Intanto come stai, Lole? Sto bene, in questo momento mi sento bene. Saluto anch'io tutti i ragazzi della pagina Facebook. Eh Mi fa sì, molto piacere. per te è un mondo questo di Facebook incredibile, eh? Per me è un mondo che mi piace ascoltarlo e che ancora non mi è così familiare. Però il motivo preciso per cui stiamo facendo queste due chiacchiere qui sulla nostra pagina è perché, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, che ti sei candidato a consigliere regionale della Federazione Italiana Baseball Softball, le cui elezioni si terranno il 16 di gennaio a Vicenza, a pomeriggio, e Rovigo, dopo diciamo quello che ho fatto io, ha il piacere di invece sostenere una candidatura che ti riguarda. Io personalmente ne sono strafelice perché è nata proprio da una volontà tua di metterti in gioco, però raccontamela meglio te, insomma, come è nata questa diciamo, opportunità che secondo me hai il Veneto di cogliere grazie a una persona come te. Beh, innanzitutto ti devo dire, Lucio, una cosa che un po' mi è venuta fuori un po' da sola. Ho sentito un po', mi sento, dopo tanti anni di consigliere della nostra società, eh, mi sembra, ho la sensazione che possa essere arrivato il momento per me di portare quelle esperienze, quelle bellissime esperienze vissute assieme a te e a tanti altri nostri amici, e di poter portare quel messaggio di voler bene a questo sport, di dare una mano alle nostre attività, allo sport del baseball, del softball in particolare. E come dire, mi sento pronto, anzi, mi farebbe proprio molto molto piacere. Vale. Tu non sai quanto lo fa a me, perché quando vedo, a parte l'orgoglio di essere rodigino, proprio ce ne dicono spesso di tutti i colori, però secondo me come città stiamo riscoprendo anche una capacità di avere una nostra nicchia, no? E nel baseball e nel softball devo dire che tu in particolare hai visto proprio da quando siamo nati poveri e siamo lo stesso poveri adesso diciamo, come spirito, però la nostra organizzazione ha fatto passi giganti. Ricordo che tra l'altro per le prossime votazioni il Baseball Softball Club Rovigo sarà quella che esprimerà più voti di tutte le società del Veneto. Quindi siamo, diciamo, un punto di riferimento. Ecco. Ovviamente insieme a tante altre società del Veneto che stimiamo, amiamo, proprio abbiamo piacere di collaborare sempre, ci sono dei grandi amici in giro, insomma, e quindi con questo spirito ci avviciniamo a sostenerti con tutto quello che possiamo, insomma. Lucio, capire e vedere le altre società, tutte le società del Veneto, gli sforzi, che noi sappiamo che sforzi stiamo tutti facendo. Quindi è veramente come posso dire, è veramente un obiettivo comune quello di poter migliorare gli aspetti del nostro sport, soprattutto da un punto di vista della diffusione del nostro sport, che come sappiamo purtroppo la visibilità è sempre un po' troppo risicata, e invece aumentare la visibilità del nostro sport, eh, aumentarne la qualità dei nostri giocatori, quindi come posso dire, con dei miglioramenti tecnici che vanno curati, secondo me, anche con un certo metodo, insomma, metodicamente vanno aggiornati e perfezionati. Credo che di baseball nel Veneto potremo sentirne parlare veramente per tanti anni ancora. La nostra realtà, come dicevi tu, il fatto di essere di Rovigo e di vivere come una bellissima realtà sportiva, questo è uno stimolo in più per me. È forse una delle cose che mi ha fatto, che mi ha scatenato questa voglia di poter rimettermi in gioco, quindi continuare a darmi da fare
pensando anche un po' più in grande. Sì, tu come me sei un altro orgoglioso di Rovigo, no? Sì, molto. Sei una persona del cuore. Beh, per chi non ti conosce, insomma, tu sei Lole, però diciamo Lorenzo Zago, cosa fa nella vita Lorenzo Zago? Io sono un agente di commercio, la mia professione è quella di vendere, mi piace dire io vendo stracci, che sono nel mondo degli accessori dell'abbigliamento. È un lavoro che Altri dicono sei nel mondo fashion. esatto, altri dicono sei nel mondo fashion, Questa è la grazie. prima Sì. volta che la sento, vendo stracci, bella questa. Perché qualcuno diceva che io li tiravo gli stracci negli ultimi anni della mia carriera. Adesso magari se qualcuno mi ascolta, magari dice sì, è Sì. vero, lui tirava gli stracci, insomma. Però bisogna saperli tirare gli stracci. Sono sì, da molti anni, insomma, è il mio lavoro, il quale lo posso dire, sono molto appassionato del mio lavoro, lo faccio molto volentieri. E tutti i giorni parto bello carico propongo ai negozianti Certo. mh, Invece diverse tipologie. nel baseball nel softball qual è la tua storia? Quando inizi a giocare tu, Lole? Inizio a giocare nel 1979. Ah, però. Sì, Diciamo, all'allora c'ero io. tu c'eri, sì. Tu sei stato il mio primo lanciatore, Lucio. Ah. Quindi stranamente già c'eri, non so. Però è Incredibile. stato, devo dire, giocavamo al vecchio campo del seminario, Sì, sì, è vero. ed è Li stata abbiamo una fatti tutti, bellissima. eh? Li abbiamo fatti tutti quei campi lì. E È poi stato, diciamo che come definiresti un pochino la tua carriera nel baseball e nel softball, Rovigo? beh, la mia carriera da giocatore è sempre stata la mia è stata una carriera, come posso dire, di grande passione, che ha prevalso sulle mie doti tecniche, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, nel senso che nonostante, come dire, non sia stato molto portato per lo sport nello specifico, però la passione e la voglia di giocare a questo sport ha prevalso e ho smesso di giocare Sì, l'anno sì. scorso nel 2019. Sì, perché tu hai fatto anche un po' una parte amatoriale, no? Quindi diciamo Sì, lab, che cose. Quindi è un mondo anche che conosci, questo qui, che è un mondo interessante, questo, soprattutto a livello locale. Cioè a livello locale parlo a livello regionale, no? C'è un mondo che tu hai conosciuto e che va sicuramente coltivato. Penso che sarà un bel contributo che tu possa dare anche all'interno sì, all'interno perché della lab e tutto il mondo lab. Tra l'altro, insomma, se ci se ascolta il buon Luca Pavani, questo è un marchio. tutto il mondo amatoriale è un mondo, posso dire, veramente bello, ci si diverte veramente molto, tutta gente che ha veramente voglia di giocare perché la passione, a differenza di un professionista, la passione dura tutta la vita e uno gioca finché riesce a giocare. Certo. Ed è una delle cose più belle e siamo pronti anche per lo sport amatoriale veneto, chiaramente a strizzare l'occhio anche a chi, alle società dove operano anche nel settore amatoriale. Certo. Beh, e poi tu hai anche avuto una parentesi prima un po' di tutta questa confusione. E sei un arbitro internazionale anche di una disciplina molto strana che qui a Rovigo è stata portata da un altro nostro grande amico, Raffaello Franco, detto Franz, no? Nel calcio gaelico. Cioè, hai fatto un'esperienza internazionale nel calcio gaelico, no? Hai Sì, girato un po' l'Europa. come dicevi tu, è arrivata per caso, è arrivato a Rovigo grazie al nostro carissimo amico Franco Raffaello, che ha portato un pallone di calcio gaelico, calcio che si gioca in Irlanda, Sì, sì. e, e ha chiesto ai suoi amici chi aveva voglia di imparare e conoscere questa disciplina. E, Tu ti sei dedicato e l'hai imparata così bene addirittura da diventare. Quindi quello che voglio dire, no, è che secondo me è una capacità, anche con esperienze nuove come questa, di poter presto raggiungere dei grandi obiettivi. Quindi, diciamo, quello che magari ti può mancare in termini di esperienza, che alle volte è anche un limite, cioè avere
queste grandi esperienze dirigenziali, non so, in qualche altra cosa, secondo me invece per te è un valore aggiunto, quindi diciamo per quello ho voluto citarla, perché tra l'altro poi l'esperienza del calcio gaelico con noi ha avuto anche tutta una serie di iniziative legate anche alla parte del baseball irlandese, no? Rounders, Beh, certo. Rangers, no? Quindi c'era tutta un'attività dietro che speriamo di riprendere presto, ecco, per cui assolutamente. Che cosa ti senti di dire alle società venete che ti possono votare? Anzi, diciamo che li invitiamo proprio ad avere fiducia in te e per quello che rappresenti il 16 di gennaio. Alle società venete mi sento di dire che sono sceso in campo, cioè che mi prendo l'impegno di programmare assieme ai collaboratori, assieme a tutto il comitato regionale, in primis la promozione del nostro sport e la valorizzazione dei nostri tecnici, l'aspetto tecnico e l'aspetto di promozione e del reclutamento dei ragazzi, perché vedere i nostri campi con le 1000 difficoltà che stiamo attraversando, soprattutto economiche, ma non solo, ma anche di personale, vedere i nostri campi pieni di ragazzi che giocano e di volontari e di genitori che seguono e che partecipano alle attività delle società, credo sia il successo più grande. Assolutamente sì, un po' l'obiettivo un po' di tutti da questo punto di vista, no? Quindi... Che Va penso bene, sia... allora, ascolta, beh, io e te ci vediamo anche prima, però diamo l'appuntamento ai nostri amici del Baseball del Sopol Veneti il 16 di gennaio, Vicenza, candidato consigliere della Federazione Italiana Baseball Sopol per il Veneto, Lorenzo Zago. Ciao Un Lole, saluto. Ciao, un grande, saluto ciao a ciao. tutti voi. Ciao.